Indagine a Quartu Sant'Elena. Docente di sostegno denunciata dal padre di un alunno per presunti maltrattamenti e uno schiaffo violento in classe. Un episodio gravissimo che scuote la scuola in Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se queste storie ti stanno a cuore e pensi che la scuola debba essere un luogo sicuro per tutti, sostieni il canale mettendo un like e iscrivendoti. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore di Quartu Sant'Elena, nell'Interland di Cagliari. Il padre di un alunno ha denunciato la docente di sostegno ai carabinieri, non solo per aggressione fisica, ma per una serie di vessazioni verbali. Le accuse sono pesantissime. La professoressa avrebbe apostrofato il ragazzo con insulti come deficiente e buffone, un comportamento che la famiglia definisce increscendo. Ma la cosa più sconcertante è che la docente è ancora in servizio. La dirigenza ha aperto un procedimento interno, ma l'insegnante è rimasta in classe con lo studente, che ora è sconvolto e vuole cambiare scuola. La denuncia è arrivata ai carabinieri, mentre la famiglia chiede l'immediata sospensione per tutelare il ragazzo e l'ambiente scolastico a Quartu. Questa vicenda solleva un serio interrogativo sulla gestione dei casi di presunti abusi. Anche tu pensi che episodi così non possano passare sotto silenzio? Lascia un like, iscriviti e fammi sapere. La docente doveva essere sospesa subito oppure no? Grazie per aver seguito questa notizia. Passa una stupenda giornata e a presto. Ci vediamo al prossimo video.